libero. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, sono Alessandro Gnocchi, questa è Alta Tiratura, siamo su Radio Libertà. Oggi parliamo prevalentemente di 25 aprile, la festa della liberazione. Come sapete, il 25 aprile 1945 l'Italia fu liberata dai tedeschi, cioè dalla presenza dei tedeschi, e cadde quello che rimaneva del regime fascista, ovvero la Repubblica di Salò. La guerra poi finirà più avanti, in maggio. Comunque, questa festa ogni anno, invece di unire i cittadini, è una occasione per regolare dei conti storici che in realtà non c'è più bisogno di regolare, ovvero la sinistra ritiene che la destra sia indegna di partecipare ai cortei e di conseguenza appunto c'è la solita discussione su chi può andare e chi può non andare e chi non può andare ai cortei che si fanno in questa occasione. Quest'anno poi la questione è resa ancora più complicata dal fatto che sappiamo già che ci sarà una forte presenza pro-PAL e che quindi la bandiera italiana sarà accostata alla bandiera palestinese e sappiamo anche che la Brigata Ebraica è, come dire, le hanno consigliato già in passato in realtà, le hanno consigliato caldamente di non presentarsi. Ora la Brigata Ebraica è la rappresentanza di quei soldati che combatterono per liberare l'Italia sotto il simbolo della stella di David, gli ebrei che presero il fucile per liberare appunto l'Italia. Ecco, essi non sono degni di partecipare alla manifestazione in quanto rappresentanti dello Stato di Israele. Che non è assolutamente vero, non è così, ma in ogni caso sono rappresentanti dello Stato di Israele, che è uno Stato genocida, secondo i Pro-PAL, e di conseguenza appunto loro non possono venire, loro, gli ebrei che hanno combattuto per l'Italia, gli ebrei che sono stati sterminati da Hitler, gli ebrei che sono stati perseguitati da Mussolini, ecco, gli ebrei non possono partecipare, questi ebrei che hanno imbracciato il fucile non possono partecipare alla festa della liberazione, perché altrimenti vengono insultati da tutto il resto del corteo. È una cosa oscena, vomitevole. Ma cosa succede? Cioè, qual è, diciamo, la chiave culturale con la quale noi possiamo leggere questi fatti? La prima è la chiave storica, cioè qui c'è una parte politica che ha provato e riuscendoci peraltro, ha provato a impadronirsi della resistenza. Cioè i comunisti hanno detto, beh, la resistenza l'abbiamo fatta noi, quindi noi abbiamo liberato l'Italia dai nazisti, quindi noi siamo i veri antifascisti e i veri democratici. Questa storia non è vera, è stato dimostrato in 1 milione di modi che in realtà, diciamo, quella dei partigiani fu un'importante testimonianza, diciamo, più morale che militare, perché l'Italia l'hanno liberata gli alleati, lo sanno anche i sassi, e tra questi alleati c'erano soldati provenienti da tutto il mondo, i polacchi ad esempio, la pattuglia polacca fu decisiva per liberare l'Italia, anche perfino quella brasiliana che combatté lungo il Po, insomma furono gli alleati a liberare l'Italia, gli stessi partigiani senza l'appoggio aereo degli inglesi che lanciavano materiali, armi, materiali,
non avrebbero potuto fare tanto. Questo senza nulla togliere, sono stati dei grandi, hanno avuto il coraggio di affrontare una guerra che li vedeva in quel momento fortemente nel mirino dei nazisti e dei repubblicani di Salò. Eh, quindi, diciamo, dal punto di vista storico, la tesi siamo stati noi comunisti delle brigate Garibaldi a liberare l'Italia non sta in piedi in nessun modo. Non sta in piedi nemmeno il fatto che le brigate Garibaldi fossero composte da sinceri democratici. No, ragazzi, l'antifascismo non è sufficiente per appartenere alla famiglia democratica e liberale, bisogna essere antifascisti e anche anticomunisti. Le brigate Garibaldi non erano anticomuniste, anzi lottavano proprio per diciamo, portare l'Italia nell'area del comunismo sovietico, cioè sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Poi adesso non stiamo a raccontare tutta la storia, a un certo punto Stalin alla fine della guerra decise che preferiva papparsi il resto dell'Europa e dell'Est e non aveva voglia di aprire un fronte in Italia, bloccò la rivoluzione e ci fu la svolta democratica del PC, ma ragazzi fu ordinata quella svolta. Comunque, insomma, la presenza dei partigiani comunisti è innegabile. Tuttavia, bisogna anche dire che oltre ai partigiani comunisti c'erano altre componenti fortissime. Quella più forte era la componente dei militari, i militari che si erano, come dire, opposti, che nel giorno dell'armistizio, insomma, capiscono che non vogliono consegnare le armi ai nazisti e se ne vanno in montagna e vanno a fare la resistenza. Erano militari. Poi c'è un'altra forte componente che è quella cattolica. Esistevano i partigiani bianchi che erano appunto prevalentemente cattolici e erano forti in alcune aree, ad esempio nel nord-est, e nel nord-est proprio ci furono scontri anche tra i partigiani delle brigate Garibaldi che per favorire Tito e la Jugoslavia, attaccavano i partigiani bianchi. Resta nella storia soprattutto l'incredibile, spregevole strage di Porzus in cui le brigate Garibaldi salirono e massacrarono la brigata Osoppo, che era guidata dal signor De Gregori, parente dell'omonimo cantante, e che annoverava tra i suoi combattenti più giovani il fratello di Pierpaolo Pasolini, cioè Guidalberto. Quindi dal punto di vista storico la cosa non sta in piedi per niente. C'è poi un altro fatto, no? C'è questa mito della vigilanza democratica, ovvero la sinistra per legittimarsi e per legittimare la sua appartenenza alla famiglia democratica, da sempre assegna, cioè da sempre diciamo butta fuori dal discorso pubblico tutti coloro che appartengono alla destra, con la scusa che hanno nel DNA i drammi del passato, i regimi del passato, e contro la genetica non c'è niente da fare. Beh, a parte che questo non è vero, a parte che appunto come i comunisti si sono evoluti in sinceri democratici, a sentir loro, così anche il partito del Movimento Sociale, che nasce certamente dalla Repubblica di Salò ed era un partito neofascista, però si è evoluto anche quello in qualche cosa che ormai non, ha un legame, sì, ha un legame storico, ma c'è stata una fortissima cesura. È evidente che Fratelli d'Italia non è un partito fascista. Comunque, anche il mito della vigilanza democratica è appunto noi della sinistra non dobbiamo dimostrare niente, proporre niente, perché il nostro vero scopo è impedire che i fascisti ritornino al potere e quindi il nostro compito è screditare, delegittimare ed escludere dal dibattito
tutti coloro che stanno a destra, perché tutti coloro che stanno a destra in fondo sono riconducibili al regime fascista. Non sto neanche a spiegare perché è una sciocchezza, perché è evidente che è una sciocchezza, ma è proprio il mito della vigilanza democratica quello che noi vediamo in azione nei giorni del 25 aprile, è il luogo simbolico in cui avviene questo meccanismo che ho cercato di spiegare. Adesso facciamo una piccola pausa e sentiamo un brano dei Rammstein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aus. Alle warten auf das Licht. Fürchtet euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen vier. Hier kommt die Sonne. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann euch blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sie Eis auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen vier. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Hier kommt die Sonne. Die Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann dich blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, legt sich Eis auf dein Gesicht, legt sich schmerzend auf die Brust. Das Gleichgewicht wird zum Verlust, lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen vier. Und füllt die vom Himmel fallen. Hier kommt die Sonne.
Eccoci alla seconda parte di Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà, stavamo parlando di 25 aprile e andiamo avanti ancora un pochino a parlarne. Abbiamo visto che dal punto di vista storico e dal punto di vista politico, il fatto che alcune componenti, la destra e gli ebrei, non siano ammessi o siano tollerati nei cortei del 25 aprile è una cosa che affonda le sue radici in una visione distorta della storia del Novecento italiano e in una sorta di malafede politica, perché appunto il 25 aprile viene utilizzato dalla sinistra per tappare la bocca, per screditare, per delegittimare la destra. Benissimo, quindi, cioè benissimo, anzi malissimo, nel senso che la festa che dovrebbe essere della liberazione, che è una festa di tutti i cittadini, diventa una festa di parte e questo non va assolutamente bene. Poi ha fatto scalpore in questi giorni la proposta di celebrare contemporaneamente anche i caduti della Repubblica Sociale di Salò. Francamente non si vede cosa c'entri con il 25 aprile. Eh, Onore anche ai caduti di Salò, secondo me non vanno demonizzati, era gente che ha creduto in un ideale sbagliato. La guerra civile è stata terribile, ma come dire, eh, molti di questi ragazzi, che poi erano ragazzini diciottenni, erano in buona fede, erano convinti di difendere ciò che restava dell'Italia. Ora sappiamo che ci sono stati scontri feroci e che alcuni dei rappresentanti di Salò erano molto vicini ai tedeschi e fecero delle cose terribili. Però diciamo che nell'ottica di un paese che deve andare avanti non si può rimanere ancorati ai rancori della guerra civile del 1945-1948, perché di quello si trattò. Peraltro, la parola guerra, l'espressione guerra civile era vietata praticamente fino a qualche decennio fa. Perché non si voleva ammettere che appunto ci fosse stata una guerra civile tra i repubblichini e i partigiani, perché non si voleva riconoscere ai repubblichini nemmeno diciamo, lo status di indipendenza dalla Germania nazista. Fu però proprio uno storico comunista a stabilire che invece era stata proprio una guerra civile e Claudio Pavone, che diede questo titolo al suo libro fondamentale su quegli anni, e da quel momento guerra civile, diciamo, entrò nel lessico comune. Beh, se volete poi delle informazioni precise su la resistenza, sui numeri della resistenza, ci sono diversi libri. Io vi consiglierei di guardare nella bibliografia di Renzo De Felice, che ne parla diffusamente anche nella sua biografia di Mussolini, perché appunto De Felice proprio fondò il suo lavoro proprio sulle carte dei partigiani, quindi diciamo è attendibile. Sappiamo peraltro che che diciamo non erano moltissimi, si moltiplicarono quando ormai era chiaro chi avrebbe vinto la guerra. Ma questo, ripeto, io non voglio togliere niente al valore della testimonianza morale e al coraggio di chi è andato a combattere in montagna, però i numeri sono questi. Se invece volete diciamo, inquadrare la cosa dal punto di vista politico diciamo, collocarlo nella storia d'Italia, beh, ci sono c'è il saggio di Ernesto Galli della Loggia che sulla morte della patria con l'armistizio, e se volete invece uno sguardo, diciamo, letterario e artistico, beh, lì c'è il capolavoro che è il libro di Beppe Fenoglio, il partigiano Johnny. E
Adesso però cambiamo discorso. Non tanto, non ci allontaneremo molto da questo tema, ma vi voglio fare vedere, ve lo mostro. Purtroppo voi probabilmente lo vedrete capovolto, ma tanto c'è poco da vedere dal punto di vista della scritta. Guardate qua. Questa è una nuovissima edizione del Mein Kampf di Adolf Hitler, ma osservate bene la copertina. Qui c'è scritto edizione critica e commentata a cura di Marcello Flores e Roberto Venuti. Qui c'è scritto invece con la collaborazione di Giovanni Gozzini e qui c'è scritto nuova traduzione integrale appunto di Roberto Venuti. Cosa manca? Guardiamo anche la costa, manca qualcosa. Guardiamo dietro c'è una citazione di Victor Klemperer, grande storico. Ma di chi è l'autore di questo libro? Dalla copertina non si può sapere che l'autore di questo libro, ovviamente, è Adolf Hitler. Cioè il nome dell'autore è stato rimosso da un'edizione, questa Garzanti, che si presenta come edizione critica e commentata. Allora, a parte che non si possono fare edizioni critiche di lingue che non sia la propria, a parte questo, non puoi fare l'edizione critica in traduzione. A parte questo, quindi non è un'edizione critica, lo è nel senso che è commentata con tante note, fatta benissimo, ve la consiglio nel senso. Ecco, però c'è questa stranezza inspiegabile dell'assenza del nome in copertina. Naturalmente ho chiesto a Garzanti come mai ci fosse questo strano caso. È la spiegazione, credo, che alla fine sia nel fatto che non si voleva fare pubblicità ad Adolf Hitler, cioè non si voleva associare il marchio Garzanti al nome di Hitler, però con il Mein Kampf però si può fare, cioè si può fare, però si omette l'autore. In realtà l'autore poi lo trovate dentro nel frontespizio, vedete che ricompare Adolf Hitler. Qua in alto. Ora voglio dire, ma che servizio si fa alla storia se noi omettiamo? Da un lato, giustamente, l'introduzione, che è molto bella, dice che c'è bisogno di studiare Mein Kampf perché bisogna guardare in faccia il male. Benissimo. Però se vuoi guardare in faccia il male, inizia dalla copertina, perché se nella copertina metti il nome dell'autore non stai guardando in faccia il male, anzi lo stai nascondendo, e peraltro facendo diventare questo oggetto un libro di culto. La copertina è bellissima, se per gli amanti del design minimalista, questo è un oggetto da collezione. Poi il fatto che non ci sia il nome di Hitler lo rende ancora più interessante per un amante dei libri particolari, diciamo così. Questo forse lo possiamo considerare come una specie di deriva estrema della cultura della cancellazione, no? Cioè tolgo addirittura il nome dell'autore di un libro dalla copertina. Però è anche, diciamo, io ci vedo anche un'operazione di marketing piuttosto discutibile, cioè io pubblico il libro, sapete che Mein Kampf vende sempre, cioè Mein Kampf, ogni edizione, ce ne sono diverse, ogni edizione tira sulle 30.000 copie, vende sulle 30.000 copie. Finisco con due osservazioni. Nel 2016, quando furono scaduti i diritti, il Mein Kampf fu pubblicato dal Giornale in allegato a una collana di storia che aveva anche i testi storici, oltre ai saggi, aveva anche i testi dei protagonisti della storia. Mao Zedong c'era anche, per dirne uno, c'era perfino Gheddafi.
ci fu uno scandalo enorme, vendono il Mein Kampf. Negli stessi giorni il Mein Kampf lo potevi comprare scontato in un'altra edizione sul sito di una delle principali catene librarie italiane, e successivamente è stato pubblicato da molti, se non da tutti, senza alcun clamore. Quindi diciamo che il clamore c'è solo se lo pubblica qualcuno, gli altri possono fare tranquillamente quello che vogliono. E questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che appunto 30, 60, 90.000 copie per diciamo quello che ha venduto il giornale è questo, 30, partito da 30 è arrivato fino a 90.000. Bene, niente, appunto vi consiglio di dare un'occhiata. La traduzione nuova, io non conosco il tedesco, però ho letto articoli di persone che invece parlano quella lingua, che dicono che questa traduzione è particolarmente buona perché diciamo riflette molto alla lettera lo stile di Hitler, perché di stile si tratta, come si capisce proprio dall'introduzione del libro. Bene, abbiamo finito, ci diamo appuntamento la settimana prossima, vi saluto, buona festa della liberazione. Avete ascoltato Alta Tiratura.